ritrovati a 7 Sera. Continuiamo il nostro percorso nella beneficenza. Allora do subito il bentornato a Giancarlo Stragapede e a Fabrizio Fratus di Recitalia Onlus. Bentornati. E adesso con voi parleremo del percorso delle donazioni, delle nostre donazioni. Allora do subito il benvenuto anche a Cinzia Di Stasio, segretario generale dell'Istituto Italiano della Donazione. Buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. E buonasera e benvenuto anche a Furio Zucco, presidente di Presenza Amica. Grazie, buonasera. Eccoci qua. Allora ci ha raggiunto anche un'altra associazione perché parliamo dell'esigenza di essere trasparenti quando si parla di impegno delle famiglie italiane quando sostengono economicamente dei progetti delle associazioni Onlus. Allora in Italia c'è un istituto italiano proprio della donazione che come obiettivo e come mission che cos'ha? Che cosa certificate? Allora, noi praticamente l'istituto nasce proprio per dare una risposta all'esigenza di trasparenza del donatore italiano, quindi delle famiglie italiane che con grande sacrificio mettono da parte delle risorse economiche da destinare a delle attività benefiche. Quindi l'istituto cerca proprio di essere un garante, di dare delle garanzie alle organizzazioni che volontariamente si sottopongono alle verifiche che noi proponiamo, controllando i comportamenti delle organizzazioni non profit nostre associate, come lo è in questo momento, in questo salotto Ricci Italia. La nostra verifica va a controllare 7 cardini, 7 principi fondamentali che dovrebbero essere alla base di una qualsiasi buona organizzazione non profit. L'istituto si pone come un ente terzo che quindi con un occhio indipendente riesce a fare un controllo che dà una garanzia di affidabilità nei confronti soprattutto dei donatori, ma non per ultimi anche dei destinatari delle attività delle organizzazioni non profit. I requisiti fondamentali che noi andiamo a controllare sono ovviamente quelli della trasparenza, della buona gestione delle risorse raccolte, come si diceva prima, il percorso della donazione, quindi dal momento in cui l'organizzazione raccoglie fondi al momento in cui questi fondi vengono destinati ai beneficiari che sono propri della missione dell'organizzazione stessa. Quindi cerchiamo di fare proprio un controllo del percorso della donazione, dall'inizio alla sua destinazione finale. Certo. Lo facciamo attraverso delle verifiche annuali, quindi anche l'organizzazione è impegnata nel percorso di verifica non una tantum, ma attraverso le nostre periodiche verifiche, i nostri controlli, appunto l'organizzazione riesce a mantenere l'uso del marchio che noi concediamo, quindi il marchio dell'istituto che le organizzazioni soci aderenti che passano la verifica possono utilizzare nei materiali di comunicazione per garantire il donatore, e queste verifiche annuali appunto permettono un controllo continuo e regolare delle attività dell'organizzazione non profit, garantendo, come abbiamo detto prima, la bontà della donazione. Certo, insomma ci danno una sicurezza. Una sicurezza. Benissimo, allora abbiamo detto che Recitalia è una delle associazioni che ha aderito, tra poco parleremo del perché di questa vostra scelta e cosa ha portato, quale valore aggiunto vi ha dato, ma adesso invece vorrei andare dal dottor Zucco, perché invece lei è presidente di un'associazione che non fa parte ovviamente di questo istituto, ma che garantisce la stessa trasparenza, la stessa affidabilità. Allora, quale percorso condivide con quello citato dalla dottoressa prima? Innanzitutto devo dire che Presenza Amica è un'associazione che fa parte di un'organizzazione di terzo livello della quale sono stato presidente e che aveva proprio questo di scopo, Federazione Cure Palliative, che confedera circa 70 organizzazioni non profit in tutta Italia che si occupano dell'assistenza, dell'aiuto, della relazione d'aiuto ai malati in fase avanzata e terminale di malattia, quindi le cure palliative. All'interno di questo organismo è da tanti anni che ci occupiamo appunto della trasparenza e della certificazione dell'attività di queste organizzazioni, perché il problema è il fundraising, cioè trovare i finanziamenti non per far sopravvivere l'organizzazione, ma per occuparsi degli obiettivi per cui l'associazione non profit è nata. Sappiamo che in Italia questo è un problema molto grosso perché diciamo che i controlli sono soprattutto fiscali, ma non sono controlli di qualità, e questo è l'obiettivo. Sto pensando ad altri paesi come ad esempio
l'Inghilterra, dove il mantenimento del ruolo di charities, di organizzazione non profit che si occupa di fini caritatevoli, è ben certificata dal punto di vista statale e non solamente da un punto di vista fiscale. Quindi in ultima analisi la nostra organizzazione, pur non essendo confederata, condivide appieno tutti gli obiettivi che sono stati or ora ricordati. Certo. Perché questo è un obiettivo al quale dovremmo arrivare tutti, perché chi dona deve avere la certificazione e la sicurezza non solamente di fidarsi della persona o delle persone, ma anche dell'organizzazione in generale. Se quell'organizzazione, ad esempio, spende il 60-70% di quello che entra nel funzionamento dell'organizzazione, questo è un criterio fondamentalmente che fa pensare al non raggiungimento degli obiettivi, certo, e questo sappiamo tutti essere l'obiettivo. Chiaro che un'organizzazione di volontariato che è fortemente radicata nella propria situazione nel nord-ovest della provincia di Milano rende più semplice il tutto, ma quando le organizzazioni si ingrandiscono chiaramente poi i problemi sono notevoli. Allora in questo caso io penso che un soggetto certificatore terzo sia fondamentale. Certo, ecco, lei mi ha dato l'assist giusto perché volevo proprio arrivare da voi, da Ricci Italia. Allora voi operate anche in Italia per discorsi di sostegno e integrazione culturale, ma soprattutto all'estero, abbiamo visto prima, e qui il problema delle truffe è molto grosso, perché non solo ci sono molte associazioni che adoperano i ricavi per far stare meglio l'associazione, come diceva lei, dottor Zucco, ma soprattutto tante associazioni non faranno mai arrivare neanche una piccola percentuale delle donazioni ai destinatari, per quei bambini in Africa, alle famiglie. Ecco, è stato questo il motivo scatenante per cui avete scelto di aderire all'Istituto Italiano? Ci sono stati altri motivi? Cos'è cambiato dopo la vostra adesione? Io mi dico sempre che, avendo quasi fatto parte dell'inizio della Ricci Italia 25 anni fa, uno dei primi obiettivi era proprio essere legati a una verifica più interna che esterna, proprio verificare noi su quello che si faceva. È chiaro che oggi l'attuale presidente e il presidente precedente avevano messo il punto su questa verifica, ma anche per la tranquillità propria e per la tranquillità, chiaramente, come diceva prima il dottore, degli utilizzatori o dei finali. E quindi è chiaro che il voler certificare, anzi certificare non è corretto, giusto? Verificare, perché sennò poi vengo sgridato. Verificare chiaramente quello che avviene, non solamente nei bilanci, sia ben chiaro, ma proprio per l'obiettivo, quanto va esattamente l'obiettivo e quanto va la gestione, chiaramente. A questo punto è stato necessario anche per non sbagliare noi, principalmente, perché poi i soldi venivano gestiti, fra virgolette, male, perché poi se dati tutti quanti non rimanevano per la gestione, e quindi trovare poi il giusto equilibrio. E quindi l'aiuto chiaramente di qualcuno che all'esterno possa verificare, e non solamente all'interno, chiaramente ci ha dato un po' di tranquillità anche su questo aspetto. Credo che sia molto corretto. Io, che ho fatto parte di altre fondazioni, ultimamente ho chiesto questo tipo di verifica, perché credo che sia fondamentale per una ONG. Non so se Fabrizio può aggiungere. Specificare che Ricci Italia gestisce i fondi raccolti e distribuisce praticamente l'85% di quello che raccoglie in Africa e in Italia, perché comunque abbiamo progetti sulla scuola, il gioco scuola anche in Italia e altre attività. Poi cosa è importante? Perché per noi è importantissimo l'Istituto Italiano della Donazione. Io come scelta col Presidente riportiamo il logo dell'IID su tutta la nostra comunicazione. E questo cosa ha garantito? Ha garantito quell'effetto che diceva prima Giancarlo, che abbiamo fidelizzato i sostenitori, per cui abbiamo avuto meno situazioni di abbandono. Molte altre associazioni purtroppo non gestiscono i fondi mandando tutti questi soldi, usano molta più pubblicità, non si fanno verificare. E cosa è successo? Che ovviamente loro in questi casi hanno perso molti sostenitori, perché i sostenitori passano, invece da noi restano. Questo restano perché il lavoro fatto con l'Istituto Italiano della Donazione è importante, perché ogni anno non è che controlla solo i bilanci, perché questo è importante, controlla anche la comunicazione, controlla la raccolta fondi, cioè ci fa proprio uno screening ed è
per noi è abbastanza facile, penso che ogni anno riusciamo a passare così, però è sostenuto, la verifica è complessa. Certo, Insomma. Allora, Insomma, Cinzia ci viene a trovare e ci rimane 3-4 giorni lì in ufficio e non si può fare controllo. altro. Che il termine verifica sia il termine giusto, corretto, perché in realtà se no si tratterebbe banalmente di una due diligence di controllo e di verifica sui bilanci, mentre quello della verifica che emerge, forse anch'io ho utilizzato il termine, quel brutto termine che è controllo, allora è per questo che molte associazioni hanno timore, perché non tanto di fare le cose male, ma di trovare qualcuno che controllando trova l'errore. Invece la verifica è più di condivisione, ecco, penso è molto più costruttiva e penso che da questo punto di vista non ci debba essere paura per nessuno, perché soprattutto... Sì, soprattutto perché non è che durante la verifica se uno ha sgarrato perché Infatti ha sbagliato questo ti forse picchiano, no? Te lo è fanno importante. notare e dire per quest'anno hai sbagliato queste cose, cerca di aggiustare in modo che il prossimo anno noi ti rinnoviamo l'uso del logo e così non è un una sorta problema. di piccola Insomma. guida, ecco, Anche perché chi fa beneficenza o chi nasce per fare beneficenza ha questa sorta di autocertificazione nel proprio DNA che poi non è così, no? Perché poi soprattutto dopo la fase iniziale di grande entusiasmo c'è una fase di assestamento che è la fase più difficile, nella quale l'essere accompagnati da chi ha esperienza è importantissimo. Certo, e allora prima di concludere, visto che noi abbiamo parlato al nostro pubblico fatto di singoli, di privati che vogliono sostenere ed aiutare, però vediamo se questa attività di verifica, se essere trasparenti e corretti può anche aiutare dal punto di vista di sostegno magari delle aziende, perché dobbiamo ricordarci che comunque un'attività sociale è una sorta di responsabilità, allora anche magari le grandi aziende che hanno un po' di budget in più possono impegnarsi, fanno qualcosa di giusto, di doveroso per la comunità nostra o lontana, insomma, per cui c'è un interesse anche aziendale in questo istituto o comunque in tutte le forme di verifica delle associazioni Onlus? Sì, questo è anche effettivamente un aspetto molto importante da sottolineare. Quando parliamo di donatore privato parliamo sia del privato cittadino, quindi la persona, il soggetto che più frequentemente è sollecitato nella raccolta fondi, ma ormai sappiamo che le organizzazioni non profit si rivolgono anche e sempre più spesso alle aziende. Le aziende accolgono con molto favore il fatto che ci possa essere una verifica non soltanto di bilancio, come abbiamo detto prima, e questo è un altro elemento molto importante che va detto, ma una verifica a 360 gradi su tutta l'attività dell'organizzazione. Ovviamente per un'azienda è ancora più importante accoppiare il proprio logo, il proprio marchio, il proprio nome a un'organizzazione che possa garantire un ritorno reputazionale ovviamente di livello, perché l'azienda nei propri processi di comunicazione sta molto attenta al ritorno che può avere in termini di immagine. Una buona organizzazione efficiente che tratta e che garantisce il donatore e i propri destinatari in un certo modo, ovviamente per un'azienda è sicuramente da preferire rispetto a un'organizzazione dove magari non si ha una certezza di come vengono gestite le risorse interne. 10 secondi per associazione, vorrei chiedervi se il no profit può contribuire a una crescita anche in questa fase di crisi economica. Io ho sempre pensato che il non profit debba contribuire attraverso la non sostituzione ma l'innovazione. Il non profit è in realtà un'impresa sociale e l'impresa sociale ha quella d'utilità, quella innovazione, quella velocità che naturalmente lo dovrebbe portarlo a indicare la strada, guai se si sostituisce. Certo. Ricitalia, siete d'accordo? Assolutamente sì, perché è un supporto maggiore soprattutto in questo periodo. Sembrerà assurdo, ma passare dalle ONG per l'economia è fondamentale dal mio punto di vista. Benissimo, allora io vi ringrazio infinitamente per averci chiarito le idee, per averci rassicurato e anche per averci fatto capire che un percorso per vedere se quando vogliamo fare beneficenza lo facciamo per davvero, insomma c'è, possiamo certificare e verificare tutto. Allora, grazie infinite a Cinzia Di Stasio, grazie anche ai nostri amici di Ricitalia Onlus, al dottor Stragapeda e al dottor Flatus. Lei invece, dottor Zucco, rimanga con noi perché vogliamo scoprire meglio cos'è Presenza Amica. Allora un pochino di pubblicità, ma restate con noi.